Mancano pochi istanti al via della seconda corsa della serata, il premio Nero di Predappio. Sono in pista 7 cavalli anziani di categoria G e di categoria F, affidati ai gentleman che non abbiano vinto 40 corse in carriera. Una corsa molto incerta che vede favorito al totalizzatore un cavallo come Zeus Boy, che a quota fissa sul campo paga 7, per cui una corsa davvero molto incerta. Andiamo a leggere il campo dei partenti con l'1 Sunrunner e Daniele Dall'Olio, 2 Vittoria Mark, Jessica Pompa, 3 Saxa S, Vito Punzi, 4 Rio di Roberto, Francesco Iacolare, 5 Urbi e Torbi Jet, Vincenzo Vitagliano, 6 Zeus Boy, Raffaele Lamberti, 7 Patrick S, Francesco Accorinti. Allenamento che va a completarsi, problemi in fase di allenamento per Vittoria Mark. Continua a galoppare Vittoria Mark che saluta la compagnia anzitempo, si parte con la velocità da parte di Zeus Boy, ha sbagliato anche Saxa S, ha avuto problemi in coda Rio di Roberto. Allora Zeus Boy che schizza al comando nei confronti di Urbi e Torbi Jet, poi in terza posizione Sunrunner, segue a un po' di lunghezze Patrick S. 14,5 per i primi 200 metri di corsa da parte di Zeus Boy, che con Raffaele Lamberti ha preso il comando dal 6, sfruttando anche i problemi di molti avversari al suo interno, e adesso conduce nei confronti di Urbi e Torbi Jet e Sunrunner. Fa fatica per il momento a ricongiungersi Patrick S, mentre prova una difficilissima rincorsa Saxa S, 29,3. Il ritmo è davvero sollecito, quello imposto dal battistrada Zeus Boy, che passa i 600 in 45,3, 16 per la curva di sinistra, segno che ora il battistrada è riuscito a prendere un pochettino in mano, a rifiatare un pochettino, è sempre filato da Urbi e Torbi Jet e da Sunrunner, questi tre nettamente in avanti a 800 dalla conclusione. 14,9 la frazione davanti alle tribune, 1 minuto e 2 decimi per la metà gara, con Zeus Boy che si mantiene al comando nei confronti di Urbi e Torbi Jet e Sunrunner. Nessuno sposta nemmeno al chilometro, passato con un paletto in 15,6 per la curva di destra, 1,15,8 il chilometro. Prova ad allungare nuovamente il battistrada, Urbi e Torbi Jet che lo segue, tende anche a spostare un po' all'esterno, poi Sunrunner con Zeus Boy che sta prendendo un paio di lunghezze in vantaggio nei confronti di Urbi e Torbi Jet, il quale prova a riorganizzarsi, poi ancora Sunrunner, la dritta opposta sparata in 14,5 dal battistrada, che ancora 1,5 nei confronti di Urbi e Torbi Jet, il quale prova a ricongiungersi, poi Sunrunner in terza posizione, gli altri non ci sono come dall'inizio. Retta d'arrivo con Zeus Boy che allunga ancora, Zeus Boy che viene a fare un assolo a 100 dalla conclusione, si deve anche un po' accontentare Urbi e Torbi Jet. Zeus Boy che vince da un capo all'altro nei confronti di Urbi e Torbi Jet e Sunrunner. Come sono partiti? Sono arrivati 1,15,5 il ragguaglio cronometrico, 14,9 ancora la dritta d'arrivo. Raffaele Lamberti porta a casa Zeus Boy, il training di Giuseppe Citarella, i colori del signor Silvestro Ariosto, la vittoria del 5 anni da Macho Gams, che trova la testa e trova il successo in questa prova per i gentleman. Al secondo è Urbi e Torbi Jet, al terzo Sunrunner, 6,5,1, l'ordine d'arrivo più che probabile della seconda corsa da Cesena.